Musica ribelle, che belle sensazioni, radio libere, una rivoluzione. Nonostante la Chiesa avesse un'altra presa, sebbene il popolo adulto fosse più bigotto, malgrado la censura faceva ancora paura. L'artista senza remore scriveva e la radio senza timore trasmetteva. Radio schiava, oggi si chiama, devota al denaro. L'arte la fa il mercato, l'editore non segue la passione. Il commercialista fa la programmazione, l'industria discografica la fa da padrone e con la moneta canalizza la trasmissione. Il talent scout di esistere ormai non ha ragione, basta un informatico per l'odierna canzone. Poche visualizzazioni, si scarta il cantautore. Sole, cuore, amore, si punta al tormentone. Il giovane artista resta costretto a sopprimere il proprio prospetto e a tavolino, tra statistici, studia il progetto. Con il computer e l'autotune mette a punto ciò che l'algoritmo ha richiesto. Il prodotto generato è subito lanciato e dalle radio ossessivamente passato e all'utente inevitabilmente inculcato. Come pecore presto si forma un branco e dalla massa il successo è conclamato. Lo si sfrutta fino al midollo per poi privo di mezzi abbandonarlo. Quando in TV nasce un nuovo idolo e serve qualcuno che scavi a fondo nel suo io, perché non è semplice passare in un lampo dal successo all'oblio. Un altro giovane distrutto, un altro talento bistrattato, ma questo non commuove il discografico che rianalizza il mercato per puntare sul prossimo mal capitato. E ciò si ripete all'infinito e la radio non segue l'istinto, ma il padrone ed il suo accredito, come un arrendevole cane da una crocchetta addomesticato. Musica ribelle, che belle sensazioni, radio libere, una rivoluzione. Radio schiava, oggi si chiama, devota al denaro. L'arte la fa il mercato, che peccato.